Buongiorno, il mio nome è Niculescu Liliana, sono nata a Babadag, in Romania, e residente in Italia ad Olbia. Ho 32 anni, sono sposata e non ho figli. Ho fatto la scuola posiziale sanitaria Dr. Ion Cantacuzino a Constanța, in Romania, e mi sono laureata nel 2001. Ho ottenuto l'equivalenza degli studi in Italia con decreto del Ministero della Salute il 13 di aprile 2005 e sono iscritta al Collegio IPASVI di Sassari dal 30 marzo 2009 al numero 3688. In questo momento sono disoccupata e cerco un lavoro. In Romania ho lavorato come infermiera professionale in una casa di cura per gli anziani dove ero responsabile del settore farmaceutico. Da 3 volte alla settimana, sulla base delle prescrizioni del medico, dovevo liberare i farmaci per gli anziani e per le persone con handicap ricoverate in questa istituzione sanitaria. Altre responsabilità che avevo: la somministrazione orale, endovenosa, intramuscolare e sottocutanea dei farmaci, la medicazione delle lesioni da decubito, la misurazione dei parametri vitali durante il giro con il medico, la rilevazione della glicemia prima del pasto ai pazienti diabetici e la somministrazione dell'insulina. In Romania ho avuto anche altre esperienze lavorative. Ho lavorato in un ambulatorio di ginecologia dove facevo gli appuntamenti per le visite ginecologiche, aiutavo il medico nell'esecuzione dell'interruzione volontaria della gravidanza, il prelievo per il tampone vaginale e per il test Papa Nicolau, il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione dei feri. Ho lavorato anche in un ambulatorio di stomatologia dove facevo l'assistenza alla poltrona. Il 30 di ottobre 2006 sono venuta in Italia e tramite la cooperativa sociale Therapy di Napoli ho iniziato a lavorare all'ospedale di Taranto, in sala parto e sala operatoria. Dopo un periodo breve di tempo, e più esattamente a gennaio 2007, mi sono trasferita ad Olbia. Tramite l'Agenzia per il Lavoro Real Job di Cagliari ho iniziato a lavorare all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia nel reparto di medicina generale. Le responsabilità che le avevo qui: la somministrazione orale, endovenosa, intramuscolare e sottocutanea dei farmaci, la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito, effettuare i prelievi di sangue, urine, feci, espettorato ed altri materiali biologici e di inviarli immediatamente in laboratorio, assistere il medico durante la paracentesi, toracentesi, rachicentesi e l'inserimento del catetere venoso centrale, assistere il medico durante le urgenze, la preparazione del paziente per gli esami radiologici ed endoscopici, la rilevazione dei parametri vitali durante il giro con i medici, la prevenzione delle infezioni del catetere venoso centrale e catetere venoso periferico, effettuare il ricovero del paziente insieme con il medico, eseguire le tecniche prescritte dal medico, ad esempio posizionamento del catetere vescicale, posizionamento della sonda retale, la somministrazione delle terapie in estemporanea, eseguire i clisteri. Voglio aggiungere che ho fatto anche corsi di aggiornamento, ergonomia in ambito ospedaliero, sicurezza in risonanza magnetica, linee guida, procedure e protocolli. Ho fatto anche il corso per BLSD ed un corso di lingua italiana. Vi ringrazio per l'attenzione.